Di nuovo buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. La Fondazione Gimbe certifica l'aumento esponenziale dei contagi in Friuli Venezia Giulia. L'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti è più che doppia rispetto ad ogni altra città d'Italia. La nostra regione è la prima a superare il 10% di occupazione delle terapie intensive Covid. Sono in pochissimi coloro che hanno effettuato inoltre la terza dose, 1 su 4 dei soggetti immunocompromessi e 1 su 5 tra gli over 70. Aumento dei casi del 70% in una settimana, incidenza regionale a 187 con il superamento delle soglie del 5% di occupazione delle aree mediche e del 10% delle terapie intensive. Il report settimanale della Fondazione Gimbe certifica per la nostra regione il trend in aumento di tutti i valori legati alla pandemia da Covid-19. Un trend in realtà generalizzato. Sono solo 5 su 21, contando separatamente Trento e Bolzano, le regioni e le province autonome in cui la variazione dei nuovi casi sia ancora in negativo e solo in una, l'Emilia-Romagna, l'incidenza non è aumentata rispetto alla settimana precedente. Maglia nera per l'incidenza nazionale nella settimana dal 26 al 2 novembre è Trieste, con 376 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, più del doppio della seconda provincia, quella di Bolzano, ferma a 148. Terza, spinta in particolar modo dal Monfalconese, è Gorizia, con 121 casi ogni 100.000 abitanti. Il Friuli Venezia Giulia è anche la prima regione italiana a superare nuovamente il 10% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, seguita da Marche e Umbria. Per quanto riguarda invece le aree mediche, l'occupazione si ferma al 6%. Risale in classifica, anche se lentamente, per quanto riguarda invece la campagna vaccinale. In Friuli Venezia Giulia si è vaccinato completamente il 73,8% degli abitanti, con un ulteriore 3,4% che ha effettuato una sola dose. Il dato nazionale è di 75,7%, che sale a 78% considerando la prima dose. Ultima, in questo caso, Bolzano, dove solo 2 persone su 3 si sono vaccinate. Per quanto riguarda la terza dose, nella nostra regione solo 1 su 4 degli aventi diritto ha ricevuto l'inoculazione aggiuntiva riservata alle persone immunocompromesse, dato che crolla al 17% per la dose booster riservata agli over 70, operatori sanitari over 60 e ospiti delle strutture residenziali. E nell'ultima settimana si è registrato un vero e proprio assalto agli ambulatori dei medici di base per escludere che le virosi stagionali siano legate al Covid. In alcuni ambulatori si seguono anche 60 pazienti al giorno. L'ultima settimana è un vero e proprio assalto agli ambulatori dei medici di base che in alcuni casi seguono almeno una sessantina di pazienti al giorno. Oltre al fatto che sul territorio il numero di medici di famiglia è diminuito, vi è un forte incremento di virosi che colpiscono anche intere famiglie. Soprattutto adesso che la stagione inizia con le prime virosi, con le prime difficoltà, diventa un pochettino più difficile dare risposte complete. Ci troviamo proprio a rispondere a delle virosi respiratorie che nella situazione anche Covid, della pandemia Covid, pongono le diagnosi differenziali. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, analizzando la situazione contagi in preoccupante aumento a causa della variante Delta, lancia l'appello a vaccinarsi con la terza dose. Non dimentichiamo che le persone che hanno ottenuto la seconda dose nel primo quadrimestre erano le persone a rischio, quindi le persone come il personale sanitario, i medici, erano le persone che erano più fragili e quindi è opportuno, visto che il calo della risposta anticorpale dopo i 6 mesi è piuttosto marcato, è opportuno che tutti sappiano che devono approcciarsi alla terza dose dopo i 6 mesi. È sfida aperta fra i No Green Pass e i sindaci di Trieste e di Udine sulle manifestazioni annunciate per il fine settimana. Hanno proclamato infatti 2 mobilitazioni venerdì 5 novembre a Udine, proprio in quella piazza Libertà che sindaco e prefetto vogliono interdire alle manifestazioni, e per sabato in un ennesimo corteo regionale previsto a Trieste partendo dall'omonima piazza Libertà del capoluogo giuliano. Ascoltiamo dal sindaco di Udine Fontanini sulla manifestazione prevista nel capoluogo friulano. Faccio appello a coloro che manifestano che adottino misure di sicurezza, che sono indossare mascherine, mantenere la distanza, e se vogliono fare queste manifestazioni che le facciano in spazi il più possibile larghi. Ecco perché
io suggerisco a loro magari di fermarsi in piazza Primo Maggio o in piazza 20 settembre, senza arrivare in piazza Libertà, che è una piazza stretta dove purtroppo gli spazi sono un po', tra virgolette, compromessi. Però mi appello alla loro coscienza, alla loro attenzione rispetto a una situazione che purtroppo vede la città di Udine, dove i casi purtroppo stanno aumentando di coronavirus. Quindi questo virus sta circolando e dobbiamo essere tutti responsabili per contenerlo, perché non vorrei che Udine tornasse una zona rossa con la chiusura di tutte le attività. Sarebbe una cosa disastrosa per tutti noi. Intanto il sindaco di Trieste ha emesso in mattinata un'ordinanza che prevede che le manifestazioni abbiano un servizio d'ordine e che siano indossate le mascherine da parte di tutti i partecipanti. Da oggi fino al 30 novembre le persone incaricate del servizio d'ordine dovranno indossare una pettorina fluorescente di colore giallo-arancione e sarà loro compito garantire durante tutta la manifestazione sia il distanziamento che l'uso delle mascherine da parte dei partecipanti. Per le infrazioni sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro. E in campo contro il Green Pass sono scesi oggi anche gli agenti di commercio del Friuli Venezia Giulia. Secondo il presidente di Usarci, Udine, Trieste e Gorizia, Domenico Papa, l'obbligo del Green Pass sta creando grossi problemi alla categoria. In regione circa il 20% degli agenti di commercio non è vaccinato e alcuni comparti registrano un calo di fatturato anche del 15%. Siamo alla cronaca, un 73enne di Gorizia è morto annegato questa mattina dopo aver perso il controllo della sua auto ed essere finito in un canale a San Canzian di Sonzo. Sono stati purtroppo inutili soccorsi prestati dai sanitari e dai pompieri. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. E un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita ieri nella sua casa di Tricesimo. A dare l'allarme sono stati i parenti, inutili i soccorsi. Manca pochissimo all'apertura del nuovo parcheggio creato nell'area dell'ex frigorifero, ha garantito il vice sindaco di Udine Loris Michelini dopo l'ok ricevuto dalla sovrintendenza per il posizionamento dei nuovi pali della luce. La consegna dei lavori ha subito un ritardo di circa 9 mesi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Più di un anno fa, infatti, era stato aperto il cantiere. Noi abbiamo completato tutti i lavori, mancano i pali della luce e l'illuminazione elettrica che era prevista in un secondo tempo. Abbiamo avuto l'ok anche della sovrintendenza e quindi Era Luce sta posizionando i pali. Nel frattempo SSM, che prenderà in gestione, in carico il parcheggio, metterà la macchinetta del ticket, toglieremo i due portoni che sono importanti per rimetterli a posto. Credo che anche lì sia questione di poco, appena sono attivati i lampioni, ovvero i pali con i lampioni, e qui apriremo il parcheggio, un parcheggio che è molto importante perché ha 206 posti auto. E la Giunta Comunale di Udine ha assunto una delibera tecnica per specificare quali sono gli immobili di tipo abitativo del patrimonio disponibile e indisponibile, con lo scopo di fornire un servizio a favore delle fasce di utenza più deboli. Per gli immobili di tipo abitativo, la Giunta Comunale di Udine, su richiesta dell'assessore al patrimonio Francesca Laudicina, ha assunto una delibera di natura tecnica per specificare quali facciano parte del patrimonio disponibile o indisponibile. E quelli che sono di natura indisponibile sono quelli che sono messi a disposizione, diciamo, delle persone con maggiori fragilità o con maggiori incapacità di natura finanziaria, e quindi anche che hanno bisogno, magari nel frattempo, fino a quando trovano un immobile in via definita, di avere un posto dove sistemarsi per un periodo comunque non superiore a 2 anni. Quindi abbiamo fatto questo lavoro preciso di differenziazione, in modo tale anche da avere un quadro ben definito e specifico per capire quali sono gli immobili sul quale magari possiamo utilizzare fondi di legati, cioè di persone che comunque insomma hanno lasciato delle risorse a favore del comune e delle persone che sono in difficoltà, piuttosto che invece di quelli che invece non possono essere utilizzati così.
A Ronchis via Giovanni Guerin sarà la nuova via d'accesso principale alla cittadina, grazie a un cantiere da 3 milioni di euro finanziato da Autovie Venete, che prevede anche il completo rifacimento delle reti tecnologiche e la realizzazione di una pista ciclabile. Sarà la nuova via di accesso principale al comune di Ronchis, via Guerin, a partire dall'ex casello dell'autostrada, grazie a un mega cantiere, a un'opera infrastrutturale da 3 milioni di euro eseguita da Autovie Venete su delega amministrativa della regione. Si tratta senza dubbio di un lavoro di grande portata, spiega il sindaco Manfredi Michelutto. 40 gli espropri, una larghezza della carreggiata che arriverà a 6 metri, con l'aggiunta della pista ciclabile. Completo il rifacimento delle reti tecnologiche e quindi impianti fognari, telefonia, pubblica illuminazione. I lavori hanno preso avvio a fine agosto, partendo dalla palestra per un lungo tratto fino all'altezza della curva, in un'area residenziale strategica per Ronchis. Si prevede la chiusura delle opere tra non meno di 12 mesi. L'intervento rientra tra quelli di compensazione per il paese che la concessionaria autostradale esegue su delega regionale in accordo con l'amministrazione municipale. Al Teatro Pasolini di Cervignano si è aperta la nuova stagione musicale con la cantante sarda Elena Ledda. Con canti accompagnati da musiche influenzate da atmosfere jazz e mediterranee, alternate a cadenze ora malinconiche, ora amare, ora dolci e vitali, magistralmente esaltate da preziosi arrangiamenti, Elena Ledda, voce della Sardegna e della musica mediterranea, ha aperto al Teatro Pasolini di Cervignano la nuova stagione musicale organizzata dall'Associazione Culturale Euritmica, una stagione concepita come veicolo di ibridazione culturale e di coesione, dove la musica interagisce con le collettività, costruendo connessioni fra persone, spazi geografici e paesaggi sonori, a condividere momenti di vita e di memoria in cui ritrovarsi e ritrovare la bellezza ed armonia che l'arte è in grado di generare. Riapertura sipario avvenuta con poesie di Pierpaolo Pasolini, cui è intitolato il Teatro Cervignanese in commemorazione dell'anniversario della scomparsa, seguita da Amaius, titolo del menzionato concerto di Elena Ledda, esibitasi in ensemble con Simonetta Soro alla voce, Mauro Palmas alle mandole, Marcello Peghin alla chitarra, Silvano Lobina al basso ed Andrea Ruggeri alla batteria, per un viaggio poetico nei campi della Sardegna con la singolare forza espressiva della sua voce, con cui la cantante sarda offre al pubblico struggenti ed evocative storie che trasudano passione e raccontano l'amore dell'artista per la sua terra. Un lavoro di straordinaria intensità dove l'antico e il nuovo si fondono in continuazione sulla spinta di far riconoscere alla lingua sarda un'efficacia e valore contemporaneo in tutte le sue forme espressive. Ci fermiamo qui per questa edizione. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.